sugli occhi della guerra.it, che ora è finanziato all'84%, siamo arrivati più o meno a 21.000 euro, quindi ci vuole uno sforzo in più. Però per approfondire quello che sta facendo il giornale con gli occhi della guerra, abbiamo in onda con noi, dovremmo averla, Laura Leserve, che è appunto responsabile del progetto, dovrebbe essere con noi. Laura, ci sei? Sì, eccoci, ci sono. Allora Laura, io ho fatto un po' una panoramica di nuovo sugli occhi della guerra, lascio a te la parola un commento sul successo che sta avendo ancora una volta questa iniziativa. Sì, guarda, effettivamente è un successo che non ci aspettavamo, siamo veramente sorpresi e in realtà anche piuttosto onorati da questo grandissimo aspetto che stanno dimostrando i lettori. Quando siamo partiti a dicembre dell'anno scorso con questo progetto per finanziare il reportage, molti anche interni dicevano: siete pazzi, chiedere ai lettori di dare i soldi in un momento di crisi di questo genere è impensabile. Poi abbiamo deciso di provare lo stesso, e una sfida abbastanza forte insomma in questo momento, e subito nel giro di poche settimane sono stati finanziati 2 reportage. Ora diciamo che questo reportage sui cristiani perseguitati, adesso il tema dei cristiani perseguitati è gigantesco con tutta la questione dell'ISIS. Diciamo che noi degli occhi della guerra sono mesi che ci pensiamo, chiaro che vuole essere un reportage a più voci, per cui in diversi paesi con diversi reporter, per cui c'è stato anche uno sforzo organizzativo, insomma, ma era già nei nostri cuori da mesi, ecco. E l'abbiamo lanciato a fine agosto, e con un successo che veramente non ci aspettavamo così rapido, ecco. Siamo a 292 sostenitori, ma ora ti dico, oltre al successo economico, perché insomma 25.000 euro in questo momento non sono pochissimi, arrivano donazioni piccole, grandi, c'è chi è molto generoso, c'è chi addirittura si scusa via email dicendo: scusate, vorrei aiutarvi di più ma non posso in questo momento perché non ce la faccio. E quello che appunto ci sorprende è l'aspetto di moltissimi lettori che scrivono email quasi commoventi, dicendo: il giornale, seguo il giornale dal primo numero, siete comunque una voce fuori dal coro, continuate a raccontare le cose che vedete direttamente senza filtro. Insomma, diciamo che tutto questo ci fa ben sperare per questa iniziativa, che pare abbia tutti i presupposti per andare bene, ecco. Siamo veramente sorpresi e ripeto, io sono onorata, tutti i giorni ricevo email di lettori, c'è un rapporto grandissimo con i lettori, e io rispondo alle loro email, loro mi ringraziano e io continuo a pensare: siamo noi che dobbiamo ringraziare voi per questo supporto, ecco. In più continuo, mi rendo conto che questo tema è veramente sentito tantissimo. Credo che il fatto che in Italia se ne parli, in Italia ma anche all'estero se ne parli molto poco, per i lettori è una chiave fondamentale. Insomma, era come se da tanto tempo si volesse raccontare questa cosa, si volesse sentire parlare di questo, e appena una testata, in particolare il giornale, con questo progetto degli occhi della guerra l'ha fatto, c'è stata una risposta incredibile. Per cui, come dicevi tu prima, voi siete una radio che parla appunto alle minoranze e delle minoranze, e noi in questo caso lo stiamo facendo, lo vogliamo fare, ecco. Ecco, però minoranze nel senso migliore del termine, mi viene da dire, perché sono minoranze attente, agguerrite e sveglie, quelle che stanno sostenendo gli occhi della guerra, anche perché, ripeto, si può sostenere in maniera, diciamo, importante, si può donare fino a 1.000 euro, ma il sostegno può essere anche simbolico, perché si accettano donazioni da 1-2 euro, quindi è semplicemente un segnale di vita che si può mandare andando sugli occhi della guerra.it, dove trovate, nel mio modesto parere, i giornalisti come dovrebbero essere quando si parla di guerra, ossia con l'elmetto, il giubbotto antiproiettile e la macchina fotografica, non il giornalista con sullo sfondo la città, che magari ha appena finito di fare l'aperitivo e dopo andrà a cena e fa la sua miglior faccia preoccupata durante
che i combattimenti si sono aggravati, contare il numero delle vittime, 2000 oggi, 1000 domani, e che gli raid aerei hanno colpito delle località che nemmeno sapete, magari neanche il giornalista sa dove sono, e poi finisce e si parla di un'altra cosa. Qui invece abbiamo davvero dei reportage che ci portano dentro i fatti e ci permettono di capirci qualcosa in più. E hai ricordato bene, Laura, che questa attenzione sui cristiani perseguitati era nata prima che esplodesse il fenomeno ISIS, però non mi sembra che si debba invocare appunto la casualità. Io penso che si debba anzi invocare la causalità, nel senso che siccome voi siete sul pezzo nella politica estera, non è da stupirsi che avete visto una cosa prima che se ne accorgesse il grande pubblico. Certo, ma in realtà questa dei cristiani perseguitati è un dramma che vivono da un bel po', ma di cui appunto sembra che se ne debba parlare solo adesso. Questo è anche un po', se vogliamo, ridicolo, anche, insomma, anche senza andare nelle testate grandissime, cioè comunque anche su YouTube tu vedi dei video agghiaccianti. Noi siamo andati a recuperare anche immagini diciamo di non professionisti, eccetera, insomma. Questa della persecuzione contro i cristiani è una cosa che è incredibile, purtroppo non se ne parla, purtroppo solo pochi ne parlano, e noi lo vogliamo fare adesso con dei reporter che hanno una professionalità e un'onestà più che altro anche intellettuale e appunto professionale di cui fissiamo il 100%, per cui abbiamo già, tra virgolette, testato l'onestà, anche appunto con i reportage precedenti. Fausto Di Loslavo è andato in Ucraina e ha raccontato quello che altri giornali non hanno raccontato, proprio perché diciamo che il quadro che ci viene dato purtroppo è sempre lo stesso. Quindi, come dicevi tu, il giornalista è seduto alla scrivania e racconta le cose che dice l'agenzia, ecco. Ma siamo stufi di questo e vogliamo andare a vedere con i nostri occhi, anzi con gli occhi dei lettori, perché sono proprio i lettori che ci mandano lì, e raccontare quello che altri non raccontano. Per cui sicuramente è una sfida importante, ma ti ripeto, è nato proprio così, anche molti non ci credevano, erano abbastanza perplessi, e noi siamo stati sorpresi e stravolti da questo grande successo. Io in questa sede, se me lo permetti, ringrazio veramente tutti i lettori, che siano lettori del giornale o chi invece ha trovato il sito gli-occhi-della-guerra.it anche per caso, e ha voluto contribuire anche con una donazione piccolissima, ecco. Per cui quello che sorprende è che ci sia voglia da parte dei lettori o comunque degli ascoltatori, insomma, delle persone, diciamo, a sentire una voce fuori dal coro, ecco. Per cui questo dei cristiani è sicuramente un tema delicatissimo, è un tema che soprattutto adesso, visto appunto tutta la questione ISIS eccetera, ha un grandissimo clamore, ecco. Ecco, sì, c'è secondo me anche il grande rischio, proprio perché l'ISIS nella sua essere barbarico, alieno, proprio una cosa mostruosa, per noi si rischia davvero di cadere però nella semplicizzazione, scusate, alla Guerre Stellari, dove insomma buoni, e poi lì c'è l'impero del male dove sono tutti cattivi, mentre certamente è tutto un pochino più complesso, perché sono cose che nascono all'interno di una civiltà che, piaccia o non piaccia, è quella araba, che ha una sua storia, una sua tradizione, che ora sta deviando in un percorso di intolleranza di cui bisogna anche però andare a vedere le sfaccettature, ecco. Non ci si può semplicemente adattare a una spiegazione di tipo veloce, anche perché diciamolo questo, senza entrare nei termini soliti che magari si usano quando si fa della polemica, ma un dato di fatto oggettivo è che queste storie non sono per niente lontane. Le comunità musulmane sono ormai una parte del tessuto italiano, e ne avete anche parlato con Europistan, in cui avete fatto un viaggio nell'estremismo musulmano europeo, e con Gli occhi di Barbara Schiavulli, peraltro, che ha fatto una lettura veramente molto personale, molto sua, molto oggettiva, se volete, senza fare né del buonismo né del sensazionalismo. C'è bisogno di raccontare queste storie perché sono vicine a noi, questo è il senso, insomma.
Sì, no, assolutamente, e soprattutto possiamo chiudere gli occhi, possiamo far finta che appunto quello che dicevi tu, la comunità musulmana sia una cosa lontana da noi, ma così non è, basta camminare per strada, per cui in qualche modo è meglio conoscerne la storia, è meglio conoscerne le evoluzioni o comunque anche le devianze, perché questa mi pare, questa appunto dell'ISIS in particolare è sicuramente una devianza, ecco, comunque dell'Islam integralista, ecco, Eh per beh, cui certamente, qualcosa che e ci per noi... affidiamo a dei reporter, ti ripeto, di cui abbiamo grandissima stima e di cui apprezziamo l'onestà intellettuale. Per Grazie cui, mille Laura. guarda, Io ricordo ancora il sito grazie a te. www.gli occhidelaguerra.it, potete andare anche solo a curiosare oppure a fare una donazione, ripeto, da 1 a 1001 euro. Adesso però, se no questa radio qui non va più avanti, abbiamo la pubblicità noi qua. Dal cuore della Brianza, acqua celtica.
quello là e non ve ne parlo, però vi do un paio di chicche, perché alla Camera e al Senato c'è stata una contestazione del Premier Renzi da parte dei gruppi della Lega, molto diverse le due contestazioni. Quella al Senato, a un certo punto, quando Renzi stava per finire il suo intervento, tutti i senatori della Lega hanno tirato fuori un gelato e si sono messi a mangiarlo in onore, diciamo, di quella copertina. Quel giornale mi sembra fosse l'Economist, non voglio dire una stupidaggine, che appunto ritraeva la barca dell'Europa che affonda e Renzi che mangia il gelato, mentre alla Camera hanno tirato fuori la bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia per ricordare che non di solo Scozia si sta parlando in Europa quando si parla di indipendentismi, non a caso mi. Però la Scozia è certamente all'interno di tutti i confini che sono in fermento quella che in questo momento ha l'occhio di bue puntato sopra. C'è da dire una cosa che già con Gilberto Neto settimana scorsa avevamo detto, vabbè, comunque vada, la Scozia avrà alla fine di questa partita più indipendenza di prima. E beh, non so se ascoltano Rebelot, David Cameron, Ed Miliband e Nick Clegg, che sono i 3 segretari dei principali partiti inglesi. David Cameron e anche il primo ministro hanno firmato un impegno proprio nero su bianco con 3 punti principali in cui in caso di no all'autonomia comunque vengono promessi vasti poteri per il Parlamento scozzese, con una tabella di marcia prestabilita, quindi un cronoprogramma, e da quelle parti quando prendono impegni è un po' più seria la morale comune rispetto a quella a cui siamo abituati noi. Il secondo punto è garantire di condividere le risorse in maniera equa tra Regno Unito e la Scozia, e dopodiché l'impegno categorico sottolineatissimo nel riconoscere al governo scozzese la decisione sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che è una di quelle questioni, se volete, un po' più di interesse locale della vita del Regno Unito e non un tema indipendentista in sé, che però sta a quanto pare pesando molto in questa partita che ci porterà giovedì a sapere se la Scozia sarà ancora o meno nel Regno Unito. Noi cerchiamo di dare un'inquadratura europea a tutto quello di cui vi sto parlando con l'europarlamentare Lorenzo Fontana, che dovrebbe essere in onda con noi. Lorenzo, ci sei? Sì, ciao, buona parola a tutti. Ciao Lorenzo Fontana, europarlamentare della Lega Nord, se qualcuno avesse dei dubbi dopo questo saluto. Allora Lorenzo, come si vede questa cartina dell'Europa in sommovimento dal cuore dell'Europa intesa come istituzione, che è Bruxelles? Diciamo che questa situazione fa tremare molti attuali stati membri dell'Unione, perché il vento indipendentista c'è in molti paesi d'Europa, ovviamente oltre che nel Regno Unito c'è anche in Spagna, in Belgio, anche nell'attuale Italia, no? Ci sono 20 indipendentisti, e quindi è chiaro che a livello di Unione Europea c'è un po' di preoccupazione. Più che altro la Scozia potrebbe dare il via a tutta una serie di movimenti e quindi di cambiamenti degli attuali Stati membri, degli attuali Stati nazionali. È evidente che soprattutto, diciamo, i catalani stanno osservando con attenzione quello che accadrà in Scozia giovedì. Ovviamente anche noi, veneti, lombardi, piemontesi, padani in generale, siamo molto curiosi di vedere come si rapporterà poi l'Unione Europea, perché ci sono tutta una serie di questioni da risolvere. Bisognerà capire se la Scozia poi avrà ancora la sterlina o farà una moneta completamente autonoma, o se magari vorrà aderire nell'euro. Ecco, io glielo sconsiglierei ovviamente. Bisognerà capire poi anche i nuovi trattati, perché i trattati sono stati firmati dal Regno Unito, non dalla Scozia. E quindi anche tutti i trattati che riguardano l'Unione Europea e la Costituzione dell'Unione Europea evidentemente dovranno essere rivisti. È una situazione che non c'è mai stata e tra l'altro non è neppure prevista. La democratica Unione Europea non prevede nel Trattato di Lisbona, che è il trattato fondamentale, che uno Stato uno Stato membro al suo interno possa dividersi. Quindi veramente ci sarà anche una bella questione dal punto di vista legislativo, che dovrà essere risolta nel caso di vittoria ovviamente dei sì da parte dei burocrati
europee, ma sicuramente poi il dato è politico più che della questione legislativa. Il dato è politico perché nel momento in cui ci fosse data la possibilità a un nuovo Stato di sussistere in Europa, è evidente che allora non si capisce per quale motivo non si possa procedere in altri Stati membri a fare quello che sta accadendo nel Regno Unito. Il Regno Unito, insomma, noi speriamo che non sia più così unito da giovedì in poi. Sicuramente il dato politico sarebbe molto importante e non è un caso che stanno facendo di tutto per fare in modo che non avvenga questa secessione della Scozia. Stanno mobilitandosi, da quello che mi dicono, a livello mediatico in maniera massiccia. Ovviamente anche l'Unione Europea fa la sua parte perché inizia a dire che una divisione della Scozia dal resto del Regno Unito potrebbe creare problemi soprattutto agli scozzesi, cioè parlano di volatilità economica, parlano di possibili crisi che potrebbero sussistere, insomma tutto il solito teatrino che si vede quando si vuole fare in modo che il popolo non esprima quella che è liberamente, non esprima quella che è la sua opinione. Insomma, stanno minacciando, facendo più o meno velate minacce, ma sembra che queste non abbiano poi tutto l'effetto che dovrebbero avere, visti i sondaggi che insomma al momento diciamo danno il leggero vantaggio sì. Speriamo che possa essere invece un trionfo giovedì del sì, e devo dire che insomma da parte dei deputati scozzesi che conosco c'è un grande ottimismo insomma per questa riuscita di questa indipendenza. Ecco, da un certo punto di vista è vero, la campagna elettorale di questo referendum si sta inasprendo. La regina dice pensate bene prima di votare, Cameron ha detto guardate che se fate la secessione poi è per sempre. Oggi addirittura c'è stato diciamo il finto posizionamento di una dogana con tanto di controllo passaporti da parte di alcuni manifestanti tra il confine tra la Scozia e l'Inghilterra, quindi si sta un po' aumentando il ritmo della campagna elettorale. Ma detto questo, io credo che però si possa anche sottolineare una lezione di civiltà che viene da David Cameron direttamente all'Italia. Perché David Cameron e Salmond, il primo ministro scozzese, hanno concordato di fare questo referendum e la parola passa al popolo. Invece nel caso italiano quello che succede è che un consiglio regionale, quello del Veneto, fa una legge per indire un referendum e questa legge viene impugnata davanti alla Corte Costituzionale, non se ne parla neanche di far parlare il popolo in Italia. Certo, qui purtroppo il problema riguarda anche il sistema legislativo, ovviamente quello anglosassone, esattamente come quando nel 97 fecero il referendum sulla devolution. Permette appunto situazioni di questo tipo, cosa che invece paesi come l'Italia ma anche come la Spagna, perché fondamentalmente i catalani hanno lo stesso problema che abbiamo noi in Veneto o che potrebbe avvenire domani in Lombardia nel momento in cui ci fosse la richiesta di fare un referendum per l'indipendenza, che le nostre costituzioni sono talmente antidemocratiche che non permettono di fare un referendum di questo tipo. Sicuramente se devo guardare a un sistema, almeno dal punto di vista della legge, che garantisce questo tipo di democrazia, il Regno Unito sicuramente ha molte più possibilità rispetto a quelle che abbiamo noi con una Costituzione rigida che non permette di fare un referendum proprio perché è anticostituzionale, nel senso che, come purtroppo molti sanno, c'è scritto che l'Italia è una indivisibile, e ribadisco lo stesso problema, o quantomeno molto simile, che hanno i catalani nei confronti della Spagna. Anche i catalani hanno fatto una legge, hanno chiesto di fare un referendum, vorrebbero farlo per novembre, ma la Corte Costituzionale spagnola ha già detto che non si può fare perché la Costituzione non lo prevede, e addirittura poi lì sono emerse anche dichiarazioni da parte di alcuni deputati spagnoli, anche europarlamentari spagnoli, abbastanza imbarazzanti. Cioè, qualcuno ha detto anche che essendo una cosa illegale bisognerebbe muovere i carri armati. Ricorda un po' quello che qualcuno disse tanti anni fa nei confronti dell'indipendenza della Padania, no? Perché alla fine è il paese che vai e il matto antidemocratico che trovi. E comunque insomma sì, da questo punto di vista almeno nel Regno Unito hanno la possibilità di votare, da noi invece vogliono negarti anche questo. Ecco, teniamo conto che noi ovviamente chiediamo a gran voce il referendum per l'indipendenza del Veneto. Pensate che in Catalogna sono talmente avanti come pensiero indipendentista che proprio l'11 settembre, che è la loro festa nazionale catalana, c'erano quasi 2 milioni di persone in piazza.
per far capire quanto sia voluto e quanto sia sentito il tema dell'indipendenza in Catalogna. E non dimentichiamoci che quando i catalani vanno a votare, circa il 70% del Parlamento catalano è formato da deputati eletti in varie liste, ma queste liste sono tutte indipendentiste. Ecco, quindi giusto per capire quanto comunque il sistema in alcuni paesi sia così difficile da scardinare. Infatti magari a volte si sente ma non siamo ancora riusciti ad ottenere niente. Attenzione, ci sono paesi come la Catalogna dove il sentimento indipendentista è incredibile, dove muovono 2 milioni di persone per andare in piazza a chiedere indipendenza e fanno molta fatica ad ottenere delle cose, perché appunto non è proprio sempre così semplice e così immediato riuscire a tramutare la volontà di un popolo in realtà, e purtroppo l'esempio catalano è lampante. Io spero che a novembre riescano a fare il loro referendum anche in Catalogna, ma è normale che da giovedì insomma si potrà vedere come sarà la situazione futura. Da giovedì, se la Scozia dovesse riuscire a diventare indipendente, è chiaro che ci sarebbe un tassello in più, una possibilità in più, una speranza in più per tutti quegli indipendentisti che vogliono rendere indipendente la propria terra. Ecco, in questo senso io ti faccio una domanda che riguarda proprio la Lega Nord, come ovviamente forza maggiore dal punto di vista del panorama indipendentista. Oltre alla Lega Nord ci sono tanti piccoli o più o meno piccoli movimenti, partiti, comitati che sono appunto indipendentisti, a volte anche molto critici nei confronti della Lega Nord, ed è una cosa un po' fisiologica che succede quando c'è un grosso movimento e poi ce ne sono degli altri che a volte nascono addirittura per gemmazione, gente che esce dalla Lega e fonda cose che hanno invece... Ecco, secondo te la Lega come deve rapportarsi con questa galassia che fa parte dell'indipendentismo? Deve fare quello che magari si è fatto in passato, ossia nessuno deve essere più indipendentista di me, quindi non ci parlo, oppure ci deve essere un dialogo? E poi chiaramente fin qui la domanda è retorica, diventa diciamo una domanda che ha un suo senso quando ti dico sì, il dialogo c'è, ma quanto è difficile portarlo avanti con questi soggetti politici? Il dialogo sicuramente occorre, poi dipende sempre con chi dialoghi, nel senso che un dialogo tra sordi non serve a nessuno, no? A volte è solo una perdita di tempo, e quindi bisogna cercare di trovare le persone giuste con le quali si può effettivamente dialogare. Il problema talvolta di questi gruppi indipendentisti è il tentativo fondamentalmente da parte di alcuni leader di trovare un posto, magari tra le forze regionali, tra le nazionali, da qualche parte, quindi capiamo bene che talvolta purtroppo c'è questa difficoltà. Altri invece lo fanno effettivamente con spirito, con passione, perché hanno l'ideale, e con queste persone invece il dialogo si può instaurare nel migliore dei modi, anche perché ovviamente se la battaglia è comune non c'è motivo di dividersi, cioè bisogna fare fronte comune quando si combatte una battaglia di questo tipo, dalle posizioni anche magari diverse. Ecco, la cosa che manca un po' da noi, che magari accade per esempio in Catalogna ma anche in tanti altri paesi, è quello che ci sono più formazioni politiche che hanno a cuore l'indipendenza, e che magari alcune hanno una politica un po' più di destra, alcune una politica un po' più di sinistra, alcune insomma si riferiscono, ci sono addirittura i verdi in Catalogna indipendentisti, voglio dire, questo ha un senso. È evidente che quando invece magari succede che qualcuno vuole fare la battaglia solo per l'indipendenza, che va benissimo, ma per sostituire un altro gruppo politico o perché vuole andare solo alla ricerca di posti, è chiaro che prima o poi la battaglia non va più avanti, nel senso che questi stessi gruppi prima o poi si spaccano, si rompono, cosa che purtroppo succede spesso. Devo dire poi che nelle popolazioni padane, in particolar modo in quelle venete, e io essendo veneto insomma so di che parlo, c'è anche un po' uno spiccato senso di litigiosità, e quindi purtroppo capita spesso che fra veneti, anche se indipendentisti, anche nelle stesse idee, talvolta anche nello stesso partito si litighi, no? E questo litigio probabilmente ci ha fatto perdere mesi e mesi, se non anni, nella battaglia fondamentale che dobbiamo fare, dobbiamo portare avanti. È evidente che talvolta vediamo più il nemico, il vicino di casa, senza capire che invece il nemico sicuramente non sta all'interno del condominio, ma sta da qualche altra parte, insomma, e purtroppo spesso ci si perde in delle beghe che non portano a nulla, anzi fanno slittare la data dell'indipendenza anno dopo anno.
Ecco, questo certamente dal lato pratico, però a me piace immaginare che questa litigiosità che c'è e che si vede molto spesso, diciamo, in tanti battibecchi, in realtà sia proprio il fatto che un movimento indipendentista, per sua stessa natura, proprio perché è gente che vuole l'indipendenza, è composto da persone particolarmente attive dialetticamente, che hanno le loro idee, sono molto affezionati alle loro idee. Non è un movimento di gente che viene programmata una volta all'anno alla tal convention che prende un pacchetto completo, quindi io ci vedo anche il lato positivo. Facciamo un auspicio per chiudere, Lorenzo. Facciamo un auspicio sulla Scozia e sul Veneto, su Cittadella, la grande manifestazione che ci sarà domenica 21. Certo, guarda, per quanto riguarda giovedì siamo qua in attesa, siamo in attesa di vedere cosa succede. Sarebbe sinceramente bello far parte, anche se non da protagonisti, perché noi non siamo scozzesi, ma far parte di un avvenimento storico, perché comunque se ci dovessero essere i sì vincenti è chiaro che si vedrebbe comunque un avvenimento storico. Tutti noi abbiamo nel cuore quel film che ci parlava dell'indipendenza scozzese, che era Braveheart, e quindi insomma sicuramente sarebbe anche commovente vedere una cosa di questo tipo, e l'auspicio è che si vincano in maniera netta, in modo che non ci siano discussioni o altre cose di questo tipo. Da lì io veramente spero che si parta per poter fare quella che è l'Europa dei popoli, un'Europa che evidentemente in questo momento manca, un'Europa che sarebbe sì importante, ma così come è fatta purtroppo sta diventando un'euro dittatura, un'Europa molto più simile all'Unione Sovietica, che a quello che probabilmente era il sogno dei padri fondatori che questa Europa hanno tentato inizialmente di costruirla. Pertanto insomma penso che comunque potrebbe essere l'inizio di un cambiamento che coinvolgerà tanto. Poi tenete conto che comunque il periodo è molto in evoluzione, perché c'è la questione dell'Ucraina, non so se sapete che insomma in Crimea ieri ha vinto a spada tratta il partito, diciamo, dei filorussi, quindi anche quella situazione è abbastanza particolare e importante. Voglio dire, ci sono tanti fermenti in giro per il mondo, in particolare in Europa, che potrebbero cambiare l'assetto istituzionale e dell'Europa, e immagino anche dell'Italia, che sinceramente così com'è non penso potrà durare molto a lungo. Una spallata, ripeto, si può dare domenica 21 nella manifestazione di Cittadella. Cittadella è un po' un luogo simbolo per una battaglia identitaria, non trovi? Questa città fortificata che già parla della libertà dei comuni. Certamente, sicuramente intanto è una location ottima, è sicuramente una città importante, una città che vede anche spesso e volentieri manifestazioni indipendentiste durante l'anno, quindi diciamo che c'è una particolare sensibilità riguardo al tema dell'indipendentismo. È una manifestazione molto importante, perché dobbiamo far capire bene a Roma il fatto che i veneti vogliono avere la possibilità di decidere sul proprio futuro. In un paese normale sarebbe una cosa scontata, addirittura il Regno Unito, che magari non è sempre stato nella storia campione di democrazia, la danno come una scelta legittima che la Scozia può fare, e da noi invece siamo così democratici che non possiamo far fare il referendum, far esprimere la gente, non solo tra l'altro sull'indipendenza, penso anche sul fatto dell'euro, su tante cose. Da noi evidentemente il popolo non è ritenuto abbastanza intelligente per poter scegliere con il proprio voto il proprio destino e il proprio futuro, e questo dovrebbe farci riflettere insomma su come lo Stato italiano considera i cittadini. Ecco, vediamo come andranno a finire le cose. Grazie mille Lorenzo Fontana. Ci sentiamo presto su queste frequenze, grazie di essere stato con noi, e certo come lo Stato considera i cittadini, ma sarebbe anche ora di capire come i cittadini considerano lo Stato.